La letteratura furlane è tacche ai fin dal 1300. La prima poesia in assoluto è di attribuì al nodar di Cividat Antonio Porenzoni, Piruc mio doc inculurit. Riportate sul daur di un at notaril dal 1380, la ballade, scritte per cividin antic e con la caratteristica Gesù dei no dal feminin, è un esempio cult di liriche cortese. Il 400 alle cidin per cercare la riguarda gli sprovis letteraris, per via des distruzions causadis dai venezians e dal passaggio de patrie dal Friul sot dal dominador venit. Il 500 al vierci invezit problemis news. In particolare, il Friul si chiate aveva un elenco rival in mo più potente dal venezian, il toscano illustre. Conduta che la produzione letteraria dal 500 chiappe dentri una varietà grande di testi, prodotti in una sorta di società letterarie primitive, incentrate a tor de città di Udin. Curios notà che gli autori adoprino una varietà furlane centrale anche se arrivino di parza dal Friul marginals rispetto a Udin. Fra i più importanti o riguardin il nodar di Vencion Nicolau Morlupin, gli Aroni Sini di San Denel, gli Aroni Blancon di Tumiec, Joseph Strassolt di Gurizze e Gioan Battiste Donat di Poart. A lei nominato il poemuto di Murlupin in difesa delle scritture poetiche in lingue furlane, dulaca la rivendica il diritto di scrivere per furlan. Il 600 a lei il secul des academis e dal barocco. A Udin all'opera in particolare il gruppo di poetis de Briade Udinese. Amore e scherz a sono i loro temis più frequentati, con una tendince a favorire l'abilità tecniche e il zuc di metafori sorprendentis. Tajains accompaneranno passe d'usinte poesis. A Spilimberg invece si faceva conoscere l'opera di Eusebi Stele. I componimenti di Stele, quasi 300 poesie, presentano una varietà grande di argomenti, che vanno dall'aude al scherzo, con una preferenze per conte licenziose, e mostrano un insen versatile e una mancanza di pregiudizi che non si era mai vedute prima. Il 600 è di sicuro dominato da figure di Hermes di Coloret, un poeta così amato dai suoi contemporanei di meritare una circolazione manoscritte e una fortune critiche che non aveva mai avuto il compagno della letteratura in lingue furlane. Nasciuto dal chistiel di Coloret di Montalban di una famiglia nobile, Coloret al passe jains de sua prima gioventù tanto cortesan e ufficiale dall'esercito, per poi ritirarsi da sua residenza a Guric d'ogni codroi, dulà che al scrive composizioni poetiche spaiamis e per amade poligne. Considerati il pari delle letterature furlane, il Coloret è autore di grande forze espressive e ispirazione. La trasmissione dai scritti e l'uso di un furlan che si svicina a che cumò e ven clamade coinè ha contribuito a fissare le caratteristiche del furlan letterari che taccando Coloret si stabilisce su formis centrali. Tra 6 e 700 si fa sentire con un nuovo vigore anche le varietà marginali. A imponisi su dutis e le aree gurizzane con Gioan Marie Marussic, Gioan Josef Bosiz e Marzi di Strassolt. Bosiz in particolare è autore di traduzioni dall'antico poeta Virgili. Il poeta per eccellenza dal Vocent è Pieri Ciorut, originario di Lonzan, dal Friuli orientale. Buona parte della sua produzione è pubblicata sui sei Strolix, venga stai almanacs che stavano in tune sacchette. La sua poesia di spesso facile e portata al comic e pandut cas une vene poetiche inesauribile e vivarose. Tadut il Vocent, il Friul al svante un'abbondanza di testi e di autori in lingue furlane. In particolare, in tai lunaris stampats te aree gurizzane si sperimenta anche une prose adatte alle comunicazioni. Un lessic curat e sior di Peraulis al segna il debutto delle letterature furlane de prime voci femminine conosciute, Catarine Percude di San Lurinc di Solestian. Lis prosis de Percude ottengono risultati stilistici unevore alti. La sua scrittura è espressive, qualche volta sute, ma sempre aderente all'argomento de narrazione. 16 rut che la Percude a scrivin in coinè.